al servizio Jan Zimmerman, Spirito che rivediamo in campo dopo un po' di tempo. Mica su queste battute può darsi che un filo di paura, oltre al fatto che questa squadra Weber difende Verona e poi ha attaccato molto bene la ricezione di Padova, palleggia Jensen per Rokmovic, 3-1. Ancora va a cercare il libero Gottardo e va a Verona, c'è una free ball che Verona può sfruttare, c'è, attenzione, Raffaella al palleggio e l'attacco di gran recupero di Asparov, attenzione per Rokmovic, una gran palla che va a segno, tocca le mani del muro, con tanti punti adesso a recuperare, 7-2. Modric su una battuta comunque insidiosa, palla tesa per lui, la palla passa tra le mani del muro. Padova, palla sulla metacampo, nella metacampo di Verona con Modric che decide che questa palla va messa giù e la metto. Batte forte e è dentro. Esulta, spinge il pallone, prova a farlo Bottolo dall'altra parte del campo e ancora attacca con una forza in controtempo. Palla morbida troppo da parte di Weber e alla fine arriva il punto di Verona con è costretto a giocare un pallonetto non di gran potenza e poi arriva il muro ancora nuovamente. Gran problemi in ricezione, ha sbagliato Gottardo e poi arriva Modric che va subito a cercare, più asservito dai 9 metri 7 volte. 8-3 e qui c'è il rischio che si ripeta un po' la storia. Comincia a essere importante la posta. Gran muro, la palla poi fuori. Stoppellari, palla alta. Si posiziona il muro di Verona su Lepchi, gran battuta, bella anche la ricezione da parte di Modric e Marco Volpato. Asparov e poi la spinge Modric, si va quasi colpire dal pallone Asparov, non è una palla facile per Modric ma riesce ugualmente. Altra opportunità per Verona, palleggia Zanotti, attacca Modric, Jensen si oppone a muro e poi Modric, Weber, la recupera Spirito in collaborazione con Jensen e poi Modric, ma che t'ha fatto sto ragazzo? Incredibile Modric,